Ed eccoci rientrati, prima parte di Cronache Trevigiane, siamo ospiti a Villa Braida al primo di 7 seminari organizzati dalla Confcommercio Veneto. Il primo parte proprio da Treviso, il tema è importante, smettiamo di depauperare i centri storici, hanno bisogno di vivere anche attraverso le attività commerciali. Con noi oggi c'è il presidente regionale di Confcommercio, buongiorno e benvenuto a Cronache Trevigiane. Io dicevo è il primo di 7 convegni, di 7 seminari che si svolgeranno in tutto il Veneto. Dobbiamo far sì che queste città rivivano e ricomincino ancora ad essere il centro della vita di tutti i nostri cittadini. Tra l'altro il Veneto è una regione, no? Dall'antica Serenissima il commercio era un po' l'anima della popolazione veneta. Qui abbiamo 7 province con 7 vocazioni diverse, ma che fanno del commercio un po' l'anima delle città. Ma certo, le nostre città hanno passato ormai 2000 anni, dunque sono sempre state centro di commercio da Venezia a tutte le altre città. Abbiamo centri storici veramente importanti dove ricominciare a reinserire un po' la capacità di vendere al cittadino tutto quello che cerca. Questo è il nostro tentativo. Veramente non abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo perché ne abbiamo già tanto. Ecco, questo convegno è il Veneto che vogliamo, questo è il titolo. E poi urbanità, programmazione e territorio. Cosa è mancato in questi anni e che cosa quindi urge mettere in campo immediatamente? La nostra popolazione sta anche invecchiando e sarebbe bene che ormai si cominciasse a dare la possibilità anche a loro di vivere nei centri commerciali naturali e cercare di far sì che i centri storici vengano attrezzati con la possibilità di parcheggi vicini, di possibilità di girare nel centro, che credo che sia anche sicuro, perché ormai per la sicurezza si sono fatte tante cose. Presidente, noi la ringraziamo per essere stato con noi, un grande in bocca al lupo a lei e per il suo lavoro. Adesso ci vediamo insieme un servizio di cronache trevigiane e poi ritornate con noi perché ci sarà il vicepresidente nazionale Colucci a trarre con noi le conclusioni di questa giornata. Taglio del nastro speciale nella marca trevigiana per il primo supermercato Natura Sì, il supermercato della natura con oltre 4.000 prodotti biologici. Natura Sì ha aperto ai confini tra Villorba e Visnadello per la soddisfazione del primo cittadino villorbese Liviana Scattolon. Siamo veramente orgogliosi perché credo che nel nostro territorio comunale questo sia il primo negozio, supermercato, che ha esclusivamente prodotti biologici. Quindi benvengano negozi di questa tipologia, ma soprattutto gestiti da persone come Pizzolato, che ha tutta la mia stima perché fa dell'ottimo vino. Infatti il titolare del Natura Sì è Settimo Pizzolato, viticoltore che per scelta di vita da sempre produce vini da uve biologiche. Anni fa era un sogno perché creare un supermercato del bio a Villorba, a Treviso, era una cosa quasi impossibile. Ma con il negozio che abbiamo ormai tenuto da 10 anni è cresciuto sempre di più e finalmente sono arrivati i numeri per poter aprire un supermercato. Un assortimento per il neoaperto supermercato che include anche i prodotti freschi, surgelati, prodotti confezionati per intolleranze alimentari e per la prima infanzia. Non solo alimenti però, ma anche detergenti per la persona e la casa, articoli erboristici e di cosmesi naturale. Abbiamo più di 4.000 prodotti e con questi prodotti abbiamo l'ortofrutta, salumi latticini, abbiamo i vini, oli, insomma una gamma completa. Tutto quello che si può trovare nel supermercato normale l'abbiamo anche nel biologico. Natura Sì vi aspetta per sorprendervi per la qualità e per i prezzi. Sentiamo per Settimo Pizzolato 2 buoni motivi per mangiare biologico. Primo perché non mangi più nessun prodotto chimico, secondo perché c'è la qualità. Si riscopre veramente dei sapori di una volta, sulla frutta, sulla verdura soprattutto, ma anche sulle confetture.
Si è tenuta a Villa Sandi la 9ª edizione del premio Innovazione nella professione, rivolto ai migliori sommelier professionisti italiani e mondiali. Ai nostri microfoni Giancarlo Moretti Polegato, patron dell'evento. Il premio che oggi dà Villa Sandi a questi 3 giovani sicuramente è all'insegna dell'esportazione, perché oggi il vino italiano è lì dove ci sono gli aumenti, dove le bollicine, in particolar modo il nostro Prosecco, sta conquistando sempre di più i mercati esteri. E questo premio è proprio per incentivare i giovani che non solo in Italia ma all'estero possono trovare un impiego importante per divulgare la cultura e la conoscenza del vino italiano. Accanto alla nota azienda trevigiana nell'ideazione del premio c'è l'Associazione Italiana Sommelier, che con il presidente Terenzio Medri ci spiega il ruolo fondamentale dei sommelier. È un grande professionista che, essendo a livello europeo e mondiale, ha la possibilità di trasmettere e di comunicare col mondo del vino, ma con gli utenti del posto. Perciò sono ragazzi internazionali e un modo per far conoscere il vino italiano nel mondo. Una realtà, quella dell'AIS, che poggia su numeri importanti e che sta preparando per il futuro un momento di confronto, gli stati generali dell'AIS. In Italia siamo circa 35.000 associati iscritti, poi abbiamo altri 30.000 legati ai corsi che facciamo continuamente, perciò sono tutti i contatti che abbiamo, e poi in Italia e invece nel mondo siamo circa 100.000. Sommelier e ambasciatori di italianità nel mondo dunque, e quest'anno i vincitori del premio ben riflettono questo aspetto di internazionalità. Riccardo Sagarra, della Locanda del Borgo Antico di Cuneo, è l'unico sommelier operante in Italia. Gli altri premiati sono stati infatti Daniel Marzotto dell'Osteria all'Angolo di Londra e Diego Meraviglia del ristorante Il Moro a Los Angeles. Uno lavora in California, quindi seleziona i vini italiani in un paese molto importante, quali sono gli Stati Uniti, che è il paese dove sicuramente il vino italiano sta crescendo di più. Un altro ragazzo lavora in Gran Bretagna, un altro paese dove il vino italiano in questi ultimi anni sta sicuramente incrementando e in particolar modo le bollicine di Prosecco stanno conquistando sempre più le tavole di tanti ristoranti. Una serata particolare, quella del premio Villa Sandi, che ha voluto omaggiare l'arte e l'opera. Ma questa sera abbiamo voluto qui a Villa Sandi far rivivere una grande artista, la Callas, che amava il Veneto, amava le ville venete e abbiamo abbinato anche i piatti che lei cucinava e amava.